bellissimo veramente, una cosa che non ho visto mai. È sempre uno spettacolo, complimenti a Noto per l'organizzazione. È bellissimo, uno spettacolo. È meravigliosa, complimenti. Abbiamo visitato parecchio la Sicilia, ma questa giorno non l'avevamo ancora visitata e siamo veramente contenti e soddisfatti di vedere Noto e tutte le sue bellezze. È sceso il sipario sull'infiorata di Noto. Quest'anno la manifestazione è tornata alla normalità dopo 2 anni caratterizzati dall'emergenza sanitaria e subito è stata un'esplosione di colori. Un successo che hanno voluto ammirare la via Nicolaci, interamente ricoperta da quadri realizzati con i fiori. La 43esima edizione è stata dedicata al 20° anniversario del riconoscimento UNESCO delle città tardo-barocche del Val di Noto. Sono stati 400.000 i fiori utilizzati per realizzare il tappeto che ha colorato la via Nicolaci. I numeri sono davvero entusiasmanti, abbiamo moltissima gente che sta visitando la nostra infiorata, ma sta visitando tutta la nostra città e questo ci rende orgogliosi perché noi in questi mesi abbiamo cercato di rigenerare la nostra città in ogni angolo, in ogni quartiere, cercando di portare quella che è la bellezza che era stata un po' nascosta negli anni, l'abbiamo portata in superficie, abbiamo cercato di non trascurare nessun dettaglio, anche andando a definire alcuni aspetti che in passato, faccio un esempio, delle strade con dei ciottolati storici che erano stati ricoperti di asfalto, l'abbiamo riportati all'antico splendore. Quest'anno tante novità, anche il ticket d'ingresso e poi le giornate che sono di più. Assolutamente, il ticket d'ingresso che è un ticket simbolico di 2,50 € che serve per alzare i livelli della qualità della nostra offerta. Infatti, come dicevo prima, abbiamo cercato di ampliare i parcheggi, le navette che vanno appunto spola da questi parcheggi. Abbiamo anche aumentato quella che è la presenza della sicurezza, quindi abbiamo puntato molto alla sicurezza e poi la novità sostanziale è quella di dilatare appunto in più giorni la manifestazione per cercare di portare ristoro nelle nostre attività commerciali che possono così prendere una boccata d'ossigeno dopo i mesi e gli anni di pandemia. Cosa avete previsto dopo l'infiorata? Dopo l'infiorata c'è un appuntamento molto importante che è il 20ennale UNESCO. Noi abbiamo infatti dedicato questa 43esima edizione dell'infiorata proprio al 20ennale dell'iscrizione di Noto al World Heritage List e quindi abbiamo a giugno proprio delle manifestazioni che andranno a ripercorrere quello che è stato tutto il percorso preparatorio e quelli che sono stati questi 20 anni e poi ovviamente la nostra estate che è piena di eventi, piena di spettacoli ma piena anche di questa bellezza. La manifestazione è nata nei primi anni '80 dall'incontro di artisti infioratori genzanesi e netini ed è proprio nella città di Genzano, in provincia di Roma, che si sviluppa questa nuova tecnica pittorica. A Noto l'infiorata nasce nella via Corrado Nicolaci e quest'anno è stata realizzata anche una mostra che ripercorre l'intera storia dell'infiorata di Noto.